La città di Favara si riappropria ad un'importante struttura, una struttura che sarà messa sicuramente a disposizione della collettività. L'inaugurazione in contemporanea con un'importante giornata, quella dedicata ai giusti, e Favara di giusti ne ha uno importantissimo. Sì, abbiamo voluto coniugare due eventi. Si è pensato tantissimo a questo evento importante per ricordare Calogero Marrone nella giornata dei giusti tra le nazioni, il nostro eroe di Favara che tanto è amato e apprezzato in Nord Italia per le centinaia di vite che ha salvato. E qual è la meglio occasione, nell'invito delle autorità presenti, poter inaugurare questa struttura che sarà restituita all'utilizzo dei tanti nostri concittadini, ma anche da associazioni che già da fuori iniziano a manifestare l'interesse a poter fare iniziative qua. Il fervore culturale a Favara non manca. Fortunatamente abbiamo la città dove ci sono tantissime associazioni culturali, tantissime associazioni teatrali che non vedono l'ora di poter finalmente dare nuovamente il via alla loro attività, perché è una tradizione consolidata nei tempi e mancava un teatro, una struttura dove potersi esibire, dove poter fare cultura insieme ai nostri cittadini. Come è stato possibile tutto ciò? Questo è un finanziamento che è stato intercettato dalla vecchia amministrazione, infatti ne approfitto per ringraziare l'avvocato Anna Alba che ha dato, diciamo, il primo via a questo progetto. Poi, come tutti i progetti, una cosa è prenderli, una cosa è portarli a terra, mille difficoltà, però finalmente ci siamo riusciti. Penso che sia venuta fuori una bellissima struttura attrezzata di tutto punto, tra l'altro si innesta all'interno degli uffici che da poco abbiamo ristrutturato, che ospitano gli uffici anagrafi, gli uffici tributi, e che a breve, speriamo, entro l'anno, grazie sempre al lavoro incessante della mia amministrazione, potrà ospitare il resto delle nostre strutture comunali. La Fondazione Calogero Marrone, la città di Favara, ricorda il suo giusto, l'uomo che è riuscito a salvare tante vite umane, Calogero Marrone. Sì, un uomo straordinario che non ha esitato a non rispettare la legge, che come sappiamo purtroppo era assolutamente sfavorevole e condannava gli ebrei e gli antifascisti per salvare tante vite umane. Un eroe che oggi va ricordato in un contesto politico fortemente attraversato da venti di guerra. Va narrata la sua vita, va narrato il suo coraggio, va narrato il suo eroismo, affinché le giovani generazioni possano, attraverso questo esempio, vivere concrete esperienze di cittadinanza attiva e democratica. E la Fondazione si rivolge principalmente alle scuole, che sono parte attiva della nostra società e vedo anche interessate a questo progetto. Davvero l'obiettivo principale della Fondazione è educare, formare alla libertà, rinsaldare i legami con la memoria, quindi questo straordinario progetto di oggi si innesta all'interno della nostra mission, che è quella di fare memoria ma nello stesso tempo guardare al presente costruendo il futuro. È ancora attuale Calogero Marrone? Calogero Marrone è un eroe, resterà sempre attuale, è stato insignito delle onorificenze più importanti e quindi ogni giorno i giovani di Favara e non solo possono guardare a lui per avere un esempio concreto e straordinario di altruismo, di carità, di coraggio e di amore. Doppio appuntamento importante per la città di Favara, la riappropriazione di uno spazio culturale e naturalmente la celebrazione di un suo figlio, un giusto. Assolutamente una giornata di festa, innanzitutto per ciò che riguarda lo spazio è assolutamente fondamentale per Favara, che è un paese che è veramente un fervore di artisti, di associazioni, e quindi per noi è importante poter avere uno spazio dove potersi esibire, dove poter, diciamo, interagire con il pubblico favarese e portare la nostra arte ovviamente qui in uno spazio dedicato adeguatamente. E poi la celebrazione di una figura assolutamente importante per noi, che porta lustro alla comunità di Favara e che sicuramente farà parlare di Favara anche fuori, grazie alla figura proprio di Calogero Marrone, anche perché grazie all'Istituto Calogero Marrone sicuramente saranno altrettanti gli eventi collaterali che nasceranno sia attorno a questo spazio che attorno alla piazza dedicata appunto di recente a Calogero Marrone, che porteranno sicuramente gente da fuori, e per noi è motivo di orgoglio e sicuramente di lustro per la comunità. Presidente, nel banchetto delle poste per questo annullo speciale in ricordo di Calogero Marrone.
Sì, questo è un altro degli aspetti di novità di quest'anno. Abbiamo concordato nei mesi scorsi con i dirigenti delle poste di fare l'annullo filatelico in ricordo di Calogero Marrone, ed è quello che stiamo facendo stamattina. E questo è un fatto sicuramente importante, spero che vengano a prendere le cartoline, che sono gratis, ma bisogna pagare il francobollo ovviamente, e dopodiché pensiamo di chiedere entro l'anno che venga emesso addirittura un francobollo in ricordo di Calogero Marrone. Mi hanno detto che c'è da fare un'altra fila, faremo quello che c'è, che prevede la norma in questa direzione. Speriamo che le poste possano dedicare a un grande partigiano, un grande combattente, a un uomo che ha salvato centinaia e centinaia di ebrei, di antifascisti, possa arrivare, diciamo, questo risultato positivo. Una delle tante iniziative della fondazione a lui dedicata. Sì, noi abbiamo da anni, ormai a questi 9 anni, diciamo questo è il 9º anno, da 9 anni a questa parte noi abbiamo fatto tantissime iniziative, in maniera particolare ci siamo dedicati a incontrare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della nostra città per far conoscere, non ricordare, far conoscere l'immagine e la storia di Calogero Marrone ai cittadini favaresi. Abbiamo fatto tra l'altro, tra le iniziative, l'ultima, la più recente, diciamo, è quella del viaggio a Varese, a Milano e a Dachau. Dachau è il campo di concentramento dove è morto Calogero Marrone, e quindi, diciamo, questo è stato forse il punto più alto della nostra iniziativa, anche perché ci ha segnato in maniera molto profonda.